Amici di Directa Sport di TCS, buon pomeriggio da Girasole, campo comunale Sassuergera. Stanno per entrare in campo, come potete vedere, le squadre di Tortolì e Nuorese per la 13ª giornata del campionato di eccellenza. Sarà il Tortolì a battere il primo pallone di questa partita. Va Rolandone in aiuto, Meloni apre per Orru, la conclusione c'è Mercedes. Cucchi e Cocco. Il cross di Meloni, il colpo di testa di Gennari e la palla che esce veramente di un soffio. Parte Meloni, conclusione tagliata, fuori dalla disponibilità di tutti. Stoppa e poi c'è la chiusura di Guazzaroni, ma può provare il tiro. Ancudinovas colpisce la traversa. La risposta di Semerzidis, quindi Kiwobo rinvia centralmente e poi Meloni. Attenzione all'inserimento di Rosano e poi una serie di rimpalli e per poco rischiava l'autorete il Tortolì. A spazio il numero 7, la finta su Milia, parte Rosano, ci arriva Falconetti in due tempi, anticipa anche il possibile tap-in di Cocco. Un po' scoperta in questo caso la difesa del Tortolì e stavolta ci prova Guazzaroni, come ben fatto nel primo tempo. Attenzione al cross di Russu, Nanni tutto solo mette fuori, questa era un'occasione colossale per la Nuorese. Cucchi vede Tico per Cocco, a spazio per la conclusione, ci prova Cocco dalla lunga distanza, palla fuori. Quindi Salvini che lancia Meloni in profondità e ha tentato la grande giocata Meloni. Parte Cocco dalla bandierina, c'è Nanni, la conclusione, la grandissima parata di Falconetti. Russu, Tico, Grigoriadis, il colpo di testa e la rete della Nuorese. Lampo verde-azzurro con Grigoriadis che colpisce di testa, scavalca Falconetti, stavolta non proprio ineccepibile, rimasto a metà strada il portiere della squadra ogliastrina. La sua palla al centro per il numero 5. Per il numero 5 Usai, la smanacciata di Semerzidis, poi c'è stata la battuta a rete di Orru. Ma l'arbitro, su segnalazione del signor Mocci, ha annullato per fuorigioco, ma Tortolì molto pericoloso in queste palle inattive. Tico che mette al centro dove c'era Rolandone, quindi la conclusione e il gol di Russu. Il raddoppio della Nuorese, è stato anticipato Rolandone, la palla è arrivata verso Russu. Attenzione a Tico, la conclusione di Tico, la palla finisce fuori. È giallo che ci stava tutto in questo caso per il numero 8 verde-azzurro, fallottatico che ha fermato una potenziale ripartenza dei verde-azzurri. Avevamo appena detto che era permissivo e adesso arriva il rosso diretto per Tico. Azione fallosa, evidentemente l'arbitro era di un altro avviso. Attenzione a Salvini, vince il contrasto e mette in rete la grande giocata di Salvini che poi spinge Semerzidis per prendersi il pallone e portarlo a centrocampo. Caparbio Salvini in questa circostanza ha approfittato anche del fatto che Nanni e Kiwobo non ci sono andati proprio con decisione. Da Milia a Meloni, fascia destra, ci prova Meloni. La conclusione non impeccabile, Falconetti e Rosano in scivolata, va a chiudere ma l'arbitro segnala una posizione di fuorigioco e arriva il triplice fischio del signor Nurchi. La Nuorese conquista 3 punti preziosi qui a Sassuergera, 2-1 contro un ottimo e orgoglioso Tortolì.